Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi mi trovo a Bergkastel, Cabinovia Bergkastel. Mi trovo a Nauders, poco dopo il confine tra Italia e Austria, al Passo Resia, dove sono in Val Venosta, dove sono da qualche giorno. Ho preso allora la Bergkastel Cabinovia giù nel paese di Nauders. Trovate andata e ritorno, anzi non solo andata e ritorno, ma il ticket per tutte le cabinovie qui a Nauders a 26 euro. Verso le 5, verso le 4, tra le 4 e le 5 dovrebbe arrivare una perturbazione, quindi l'obiettivo di oggi è cambiato. Prenderò il sentiero numero 20 che porta su ai laghi d'oro, Goldseen tedesco, e a 2554 metri, 2 ore, sentiero numero 20 o 20A. Dunque, tutta quest'area è stata attrezzata non solo per sentieri, per fare hiking, trekking, insomma attività a piedi o ferrate più su, ma anche è famosa per chi vuole fare i percorsi in mountain bike, i trail in mountain bike. Infatti qua, lo volete vedere, i due sentieri si incrociano, però è molto bello, insomma è straconsigliato questo luogo per chi ama fare tutte queste attività sportive. Comunque credo che i famosi laghi siano sopra questa cresta che mi accingo a superare. Siamo circa a quota 2450, quindi mancheranno circa 100 metri di dislivello e la giornata sembra ancora reggere col bel tempo, meno male, ci vediamo tra poco. Ci siamo quasi, si è aperta la vallata, siamo proprio nel mezzo di una valle, anzi di un circo glaciale. Lo si può notare anche da tutti questi depositi da morena, nevai qua e là, si vedono le cime, è bellissimo qui su, ma ancora non vediamo i laghi, anche se siamo quasi a 2550 metri, quindi dovremmo esserci forse dopo questo costone. Arrivato ai laghetti d'oro, ragazzi, questo posto è pazzesco, è veramente pazzesco. Con la neve è qualcosa di spettacolare. Adesso, essendo quasi, anzi decisamente ora di pranzo, ci rifocilliamo un attimo, poi ci avvicino un po' ai laghetti, però a vedere
vi farò anche un voletto per far vedere bene il contesto e poi ci godiamo un po' questo luogo pazzesco. Raggiunto anche il secondo laghetto, si riesce, oddio, a finire quasi di sotto, si riesce a toccare gelata. Io ho un'ora e mezza, un'ora e 40 per tornare giù prima che parta l'ultima cabinovia per Nauders e prima anche che venga giù il diluvio, anche che qui il sole non c'è più. Però dai, un altro voletto qua, perché dire no? Un ultimo sguardo a questi meravigliosi laghi ed è tempo di tornare perché sono le 3:15. In un'ora e un quarto temo di non farcela. Proviamo a muoverci. A dopo. Sono sulla via del ritorno, un po' di fretta perché scappo dal nubifragio e rincorro la cabinovia. Sono tra due morti. Sento le prime gocce. Sono le 16:18, ho fatto una corsa e ci ho messo un'ora a scendere e giusto in tempo perché alle 4:30 parte l'ultima cabinovia che mi riporta giù a Nauders. Bramatissima birra. Ci vediamo presto con una nuova avventura in montagna, chissà se in Val Venosta o altrove. E io vi saluto, vi ringrazio per essere stati presenti fino alla fine del video, per chi è stato, e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, buona serata.